Sente ora? Sì, ciao Giulia, ciao, ti sento, sì. Ciao. Buongiorno, buongiorno. Tutto bene? Bene lei? Sì, sì, benissimo, grazie, dai. Sì, sì, dai, va benissimo, va benissimo. Siamo pronti per questo ultimo passo. Sì, sì, dai. Te riesci a sentirmi bene? Sì. Benissimo, dai. Grazie per l'email di ieri. Grazie per l'email. Niente. Sento pure sì. Ecco. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Mi sentite bene tutti quanti? Fate un cenno con la mano. Sì, Se ci sì, sentite? sì, sì. Tutto bene. Ecco. Buongiorno a tutti. Iniziamo questa giornata molto importante, che è la giornata di conclusione del progetto di eccellenza alternanza scuola-lavoro che abbiamo realizzato come Ambi Veneto in collaborazione con la rete delle scuole agrarie del Triveneto. Progetto estremamente importante che doveva concludersi ancora nella primavera scorsa, che purtroppo per le note vicende non siamo più riusciti a portarlo a conclusione. Oggi la giornata è quella delle, fra virgolette, premiazioni, quindi analizzeremo insieme e ascolteremo i ragazzi che presenteranno le loro esperienze per poi arrivare anche a definire chi durante questo percorso è stato il migliore o i migliori e a loro chiederemo anche di relazionare proprio la loro tesina che hanno preparato insieme con i tutor. Tutor di affiancamento sia per quanto riguarda le scuole e i tutor dei consorzi di bonifica. I ragazzi sono stati individuati tra i migliori ragazzi, gli 8 migliori ragazzi tra le scuole del Veneto e hanno partecipato a questo percorso. Quindi per noi è il secondo anno, una grande soddisfazione riuscire ad arrivare al termine di questo percorso nella speranza di poter portarlo, di far iniziare anche per il prossimo anno. Allora, al di là delle piccole presentazioni, ringrazio innanzitutto il direttore e il presidente di Ambi Nazionale che non riesco a vedere ma penso che siano collegati con noi. Salve direttore, ci siamo. Il presidente Vincenzi sta per arrivare. Ai responsabili della rete delle scuole, la professoressa Boato, il dottor Pivot, il professor Boato, che seguono per noi il progetto come rete delle scuole agrarie. Qua al mio fianco il presidente di Ambi Veneto, Francesco Cazzaro, a cui do subito la parola anche per dare inizio ai lavori di questa mattinata. Beh, io, grazie Andrea, non ho molte cose da dire, anzi ho solo da guardare e ascoltare oggi qual è stato... scusate, qual è stato il percorso fatto dai ragazzi assieme a chi li ha poi seguiti nei vari consorzi. È motivo di soddisfazione perché noi avevamo sempre fino all'anno scorso pensato a un'attività diciamo di collegamento con istituti scolastici
minori, cioè primari. L'anno scorso invece si è deciso di fare un po' un salto, non dico di qualità, ma un scatto un po' in avanti, perché ci siamo resi conto che il nostro mondo, il mondo della bonifica, non aveva collegamenti o contatti che potessero generare frutti dal punto di vista poi della conoscenza per i ragazzi con gli istituti agrari, il che ci sembrava un po' assurdo a dire la verità, e abbiamo dato inizio a questa iniziativa e a questo cammino che io spero, ecco, si rafforzi nel tempo e nella quantità e nella qualità dei rapporti. Per noi è fondamentale avere questo rapporto continuo con gli istituti agrari. Credo possa essere vicendevole, ecco, l'interesse, e speriamo di poterlo sviluppare ancor più nel tempo. È diciamo, un piccolo inizio questo, che però spero possa arrivare per esempio ad avere anche costanti rapporti con il mondo accademico, quindi con l'università. Ci stiamo sforzando molto da questo punto di vista per vedere di portare l'attività che facciamo, ma anche la prospettiva del lavoro che spetta a noi in ambienti nei quali ci si possa confrontare ed avere anche consigli per una visione futura della bonifica in generale. Quindi mi associo ai ringraziamenti che ha fatto il direttore, gli istituti che ci hanno dato la possibilità, ecco, di sviluppare questa iniziativa, i tutor dei consorzi che si sono prestati. Non sempre è così facile, diciamo, ecco, così seguire queste iniziative e seguire i ragazzi, perché bisogna seguirli in maniera adeguata. Non è un'esperienza come si dice in Veneto, un braccio, un franco, no? È una bella esperienza, secondo me, che potrebbe generare rapporti più importanti anche in futuro. Quindi grazie a tutti voi che ci avete dato la possibilità, ecco, di sfruttare il mondo della scuola per stabilire nuovi contatti. Ringrazio anch'io in modo particolare il nostro presidente Vincenzi di Ambi Nazionale, che quando gli abbiamo chiesto di essere presente per portare anche il suo saluto oggi, è stato molto molto contento di farlo, e questo mi inorgoglisce, perché dà l'idea della valenza che ha all'interno del nostro mondo questo tipo di iniziative. Quindi vi auguro un buon lavoro, una buona mattinata. Sono curioso, ecco, di sentire un po' i lavori che sono stati e i percorsi che i ragazzi hanno fatto. Bene, grazie. Riprendo la parola. Grazie Presidente. Penso che ora tocchi al professor Pivotti portare il suo saluto per il lavoro che abbiamo fatto, il lavoro di collaborazione che abbiamo portato avanti ormai da un paio d'anni, come avete sentito, e quindi che è il presupposto anche per far bene nei prossimi. Professor Pivotti, che non lo vedo, chiedo di collegarsi. Sì, no, sono collegato. Mi sentite? Non sentiamo bene, poco. Mi sentite adesso, sì? Poco. Sì, io lo sento bene. Noi bene. Bene, a posto così. Sì. Buongiorno a tutti. È una giornata importante, come diceva il dottor Cristalli, perché siamo alla conclusione di questo percorso che è stato un po' fermato dall'emergenza Covid, ma che, diciamo, ha visto impegnati i ragazzi, tutto scolastici, tutto aziendali, in questa attività estremamente importante. Vi ricordo innanzitutto che il presidente della rete Ezio Busetto si collegherà più tardi per lo saluto, ma seguirà anche tutte le fasi delle premiazioni, in quanto per il momento ancora impegnato in una conferenza di servizio. Questo progetto,
che abbiamo voluto come rete degli studi agrari e forestali del Triveneto, perché è anche una sua appendice in un accordo che abbiamo stipulato col Friuli, anche se ancora in fase, diciamo, di avvio. È un progetto di educazione ambientale e di promozione del territorio del Veneto. L'abbiamo voluto come rete delle scuole agrarie perché nei nostri curricoli il discorso dell'ambiente, del territorio, delle bonifiche e quant'altro è una competenza fondamentale che gli alunni devono acquisire. Nell'ambito di questo progetto ricordo brevemente che si sono sviluppate ormai da 3 anni prevalentemente 3 tipi di azioni. La prima è stato un maggior rapporto tra le scuole e i consorzi per visite di studio, conferenze e quant'altro. La seconda attività, che ha già visto 2 cicli, è estremamente importante e gradita dagli insegnanti, che è stata quella di una formazione dei docenti sulle tematiche territoriali e sulle tematiche delle bonifiche. La terza attività, non meno importante delle altre, è stata quella del progetto di eccellenza per quanto riguarda attività di alternanza scuola-lavoro, ma non solo di alternanza scuola-lavoro, ma anche di progettazione attraverso dei lavori, dei project working. E quindi questo progetto di eccellenza è arrivato al secondo anno. Abbiamo sempre cercato di avviare a questo progetto gli alunni più interessati, gli alunni migliori. Quindi per questo secondo progetto io ringrazio le 5 scuole che hanno partecipato, il Sartor di Castelfranco Veneto, il Parolieri di Bassano, il Duca degli Abruzzi di Padova, il Viola Marchesini di Rovigo e il Trentin di Lonigo. Ovviamente ringrazio i ragazzi che si sono prestati a questa attività e anche i tutor scolastici e ovviamente la professoressa Boato che ha collaborato con me nel coordinamento del progetto. Che dire su questo secondo momento di formazione? Io ho visto una crescita nei progetti, una crescita nella partecipazione di ragazzi. 8 ragazzi che hanno partecipato, 7 dei quali si sono impegnati non solo nell'attività dell'alternanza scuola-lavoro, ma si sono impegnati veramente nel progettare qualcosa di importante. E io penso che i lavori che loro presenteranno dimostrano veramente l'eccellenza del loro lavoro e l'eccellenza di questo progetto. Poi ovviamente, essendo un concorso, ci saranno 3 premiati, ma a me tende a precisare che tutti veramente si sono impegnati al massimo e tutti hanno prodotto dei lavori che noi pensiamo anche poi di poterli, con l'aiuto anche dell'AMBI, magari in un certo senso fare una pubblicazione, qualcosa magari informatizzato al giorno d'oggi, sia dei lavori della prima edizione che dei lavori di questa seconda edizione. Ecco, quello che la rete, ovviamente, qui parlo anche a nome del Presidente, ma poi lo preciserà anche lui nel suo intervento quando interverrà, è fortemente interessata affinché questo progetto vada avanti, si rinforzi. Adesso purtroppo abbiamo la problematica delle attività in presenza che col Covid nelle scuole sono un po' bloccate, ma già col dottor Testani abbiamo visto se era possibile avviare online, ovviamente la formazione al giorno d'oggi si fa anche così, già un terzo corso per i docenti nel prossimo anno, sperando che poi si possa fare in primavera, estate, un altro terzo progetto di eccellenza, perché quello che tengo a precisare, concludo, che veramente questa collaborazione con l'AMBI ha portato alle scuole significativi momenti di formazione e ha portato a dei ragazzi ad acquisire maggiori competenze. Quindi non mi resta che ringraziare il dottor Pestani, ringraziare l'AMBI e ringraziare ovviamente tutti quanti hanno partecipato a questo progetto. Grazie. Grazie.
Grazie professor Pivotti. Ringrazio anche la professoressa Boato che vediamo lì in fianco, perché effettivamente è un po' l'anima del progetto, ci ha dato una mano tantissimo nei rapporti con gli istituti a creare proprio questa rete di collaborazioni che per noi sono estremamente fondamentali. Ecco, grazie ancora professoressa. Poi se il professor Busetto si collegherà più a tardi, il presidente della rete, saremo onorati di averlo qua, lo faremo anche intervenire, insomma, ecco. Quindi fateci voi un cenno quando sapete che si collegherà, insomma, ecco, il professor Busetto. Senz'altro per quest'anno. Ecco. Quindi ecco, abbiamo inquadrato un po' le attività di quello che è stato questo progetto per il secondo anno. In realtà i lavori che abbiamo anche valutato con la Commissione, come diceva il professor Pivotti, sono dei lavori estremamente di eccellenza, come vuole proprio il progetto, che danno proprio l'evidenza di come far lavorare i ragazzi, studenti, su degli argomenti tecnici, su degli argomenti specifici poi, che sono legati poi alle attività dei consorzi di bonifica, quindi anche al mondo del lavoro. L'impegno che hanno messo è stato molto importante e anche per l'età che hanno, pur essendo erano impegnati nella loro maturità, sono riusciti assieme con i nostri tutor e con i professori veramente a produrre degli elaborati estremamente interessanti che sono degni proprio di essere analizzati. Non mi dilungo oltre. Chiedo al presidente Vincenzi, se è in ascolto, di intervenire e di portare il suo saluto. Francesco, ciao, grazie. Ciao, buongiorno. Grazie veramente della tua disponibilità, perché sai quanto ci teniamo ad averti con noi, come ha detto il presidente Francesco Cazzaro che è qua in fianco, ma soprattutto è la dimostrazione di come il nostro sistema abbia grande attenzione per le scuole. Ecco, a te Francesco. Grazie direttore, grazie presidente e grazie agli studenti e professori che hanno creduto in questo progetto. È un onore mio poter partecipare a questo momento. Credo fortemente alla necessità che abbiamo tutti come paese, come istituzioni, come primi anche come cittadini nel formare le nuove generazioni, un ruolo che nel passato molto probabilmente si dava per scontato, un ruolo che oggi invece è più centrale che mai, in particolare per quanto riguarda la nascita e la necessità di aumentare la consapevolezza di formare dei cittadini, prima di tutto che studenti, prima di tutto che magari agricoltori o imprenditori o tecnici, cittadini formati e soprattutto informati di quelle che sono queste tematiche. Sono delle tematiche che nel passato si sono date troppo per scontato, sono delle tematiche che non hanno mai toccate, mai entrate nel dibattito non solo politico, ma anche, io dico, un dibattito comune che poteva nascere interessante all'interno dei cittadini, ed è oggi che infatti notiamo il distacco, abbiamo notato negli anni passati il distacco totale di fronte a quello che stava succedendo. Rispetto a questo è chiaro che mi riferisco a quelli che sono i cambiamenti climatici. Sono stati dei cambiamenti climatici che ci hanno fatto trovare dal punto di vista della formazione proprio mentale nostra impreparati. Se voi leggete tutte le volte che capita un disastro, ogni volta che abbiamo un evento calamitoso, purtroppo quando capitano le disgrazie sono a causa di comportamenti che abbiamo avuto o nel costruire o nel affrontare le tematiche urbanistiche, oppure addirittura dei comportamenti del singolo cittadino che di fronte a un'emergenza non sa come comportarsi. Vi faccio un piccolo esempio molto semplice. Molte volte leggiamo che una macchina è rimasta incastrata in un sottopasso. È chiaro che questo nasce perché il cittadino, invece di pensare di ripararsi nel sottopasso dalla pioggia, deve pensare che nel sottopasso può esserci la presenza dell'acqua fino a dei livelli che lo può mettere in difficoltà, e questo nasce appunto dal distacco da quello che era la realtà rispetto a queste problematiche. Rispetto al progetto che voi avete messo in campo, credo che sia una necessità, anche questa importante, anche di fronte alle sfide che non solo l'agricoltura ma che il mondo si troverà. In particolare appunto abbiamo da fronte la sfida della transizione ecologica e della sostenibilità delle risorse. Penso al mondo agricolo che si troverà di fronte a delle sfide che fino ad oggi le ha volute affrontare e le ha sapute affrontare, ma che sicuramente si troverà in futuro a doverle affrontare con più determinazione
combinazioni per poter dare quelle risposte ai territori, ai cittadini e alle istituzioni diverse da come le abbiamo date fino adesso. E io credo che per fare questo abbiamo bisogno anche qui di un mondo agricolo che sia maturo, e io credo che non sia in grado di oggi di affrontare queste tematiche con la lungimiranza che l'ha sempre contraddistinto rispetto alle scelte. Ha bisogno di tecnici che formino, che siano formati in grado di affrontare queste sfide davanti all'agricoltore e davanti alle scelte appunto anche agronomiche che si deve fare. Infine credo che questa formazione serva anche andare incontro a quella esigenza che ci troveremo di fronte nei prossimi anni, a quella che è la mitigazione dei cambiamenti climatici. Guardate, è un tema che ci sta molto a cuore noi come consorzi di bonifica. Voi sapete che il mondo dei consorzi di bonifica affronta due tematiche principali, che è quello della difesa dei territori dall'acqua e dalla distribuzione dell'acqua ai territori per produrre agricoltura e per mantenere l'ambiente circostante. Questi due fenomeni sono due fenomeni che abbiamo notato che negli ultimi 20 anni sono strettamente correlati purtroppo ai cambiamenti climatici. Se guardiamo i dati, l'aumento delle temperature, la disponibilità di acqua per l'agricoltura, la troppa acqua che abbiamo in momenti diversi dal passato, concentrati in piccoli momenti, sono temi che devono essere affrontati con un nuovo tipo di progettazione, con un nuovo tipo di comportamento sui territori, con un cambio di gestione delle risorse sui territori, e quindi è tutto un filone che si innesta all'interno appunto di una professionalità nuova e rinnovata che dobbiamo avere all'interno dei nostri consorzi, ma credo che ci debba essere nella società, nella società civile. Ecco, per questo mi gratifico con tutti voi che avete creduto in questo progetto. Credo che queste sfide siano sfide importanti, che non possiamo subirle, ma dobbiamo affrontarle con la lungimiranza che ci ha sempre contraddistinto nel nostro paese. In particolare, concedetemelo, in un'area del paese come la vostra, che ha sempre guardato avanti anni luce rispetto a quelle che erano le problematiche, ancora oggi voglio pensare che sia così. Di fronte a queste sfide abbiamo un'esigenza contingente, perché le sfide non si vincono con delle restrizioni, e lo stiamo vedendo tutti i giorni. Le sfide si vincono con convincimento e si vincono collaborando e creando le condizioni perché tutti siano consapevoli delle scelte che vanno fatte. Lo dico perché si vincerà, ad esempio, la sostenibilità ambientale solo se la sapremo far coniugare con la sostenibilità economica e con la sostenibilità sociale. Se alle nostre aziende agricole, ragazzi, andremo a raccontare solo la sostenibilità ambientale senza alla fine garantirgli il giusto reddito e la giusta dignità del lavoro che fanno, noi la sfida la perderemo in partenza. Io credo che dobbiamo partire dal basso andando verso l'altro. Oggi il mondo agricolo e l'agricoltura è pronta a capire questi passaggi, hanno bisogno delle nuove generazioni come siete voi per metterci quella pizzico di innovazione, quello spirito di spensieratezza che ha sempre contraddistinto i giovani rispetto a un nuovo modello di sviluppo che il Paese deve portare avanti. Quindi io vi ringrazio, buon lavoro a tutti e complimenti per l'iniziativa, sperando che siate ancora una volta promotori non solo nel vostro territorio, ma per tutto il territorio nazionale. Grazie. Grazie Francesco. Grazie. Ecco, ti ringrazio e sottoscrivo in pieno tutto quello che hai detto, soprattutto l'ultima parte che mi sta molto a cuore, la formazione dei ragazzi e sfruttare anche la loro esuberanza, come dici tu, e la loro visione che possono avere del futuro nostro. Ecco, come sempre sei molto gentile, molto vicino alle iniziative un po' di tutti, ma le nostre in particolare. Ti volevo già così prenotare come padrino onorario, va bene, di questa iniziativa e degli sviluppi che avrà in futuro, che io spero portino frutti un po' a tutti. Ecco. Ti ringrazio soprattutto perché so che avevi altri impegni e comunque hai voluto esserci e dare la tua testimonianza. Quindi a presto, arrivederci e su questa iniziativa in particolare ti vorremmo sempre presente. Grazie Francesco, grazie a tutti di nuovo, sarò sempre presente, grazie. Ecco, grazie a tutti, mi unisco anch'io ai ringraziamenti del Presidente. Se vuoi stare con noi Francesco, stai con noi quando vuoi, perché adesso iniziamo un po' il percorso che ci porterà poi alle cremazioni finali.
Inizieremo ad ascoltare un po' le considerazioni dei ragazzi sull'esperienza che hanno fatto assieme ai loro tutor. Partirei subito con Andrea Pesce, se è collegato, o con dell'Istituto Domenico Sartor di Castelfranco Veneto. Lo stage l'ha realizzato presso il Consorzio di Bonifica Acque e Risorgive, è stato coadiuvato dal dottor Casoni e dal dottor Cornelio, e penso che sia presente anche l'ingegner Bendoricchio del Consorzio Acque e Risorgive, che ringrazio, vedo. Il tutor scolastico è la professoressa Maria Teresa Boato, che abbiamo citato prima. Ecco, quindi adesso penso che possiamo dare la parola o alla professoressa Boato per la presentazione del ragazzo o addirittura al ragazzo Andrea Pesce. Professoressa, lascio a lei. Sì, io ho poco da dire. Devo dire che intanto che il lavoro di Andrea è stato svolto in completa autonomia, nel senso che assolutamente ha dimostrato capacità, diciamo, di rielaborare quanto aveva appreso e di produrre per quanto possibile un progetto personale, e avevo parlato, ero andato a visitarlo durante il periodo di stage con il suo tutor, con l'ingegner Casoni, il quale, devo dire, aveva dato un giudizio veramente molto, molto lusinghiero del ragazzo. Lascerei la parola ad Andrea, che se ci vuole dire appunto di che cosa si è occupato e come è andata la sua esperienza. Bene, allora diamo la parola ad Andrea, poi dopo chiedo un commento anche al dottor Casoni. Prego Andrea. Sì, buongiorno a tutti. Prego. Sì, mi sentite? Sì, buongiorno a tutti. Allora, appunto, sono Andrea Pesce. Attraverso il mio istituto, l'Istituto Agrario di Castelfranco, ho potuto partecipare a questo stage al Consorzio Acque Risorgive, uno stage particolare che mi ha visto protagonista di affrontare una tematica per rielaborare un progetto personale. La tematica era relativo alle problematiche delle zanzare e appunto i vettori che rappresentano per il virus West Nile e simili. Durante il progetto si è stato visto che in Veneto negli ultimi anni c'è stato un considerevole aumento delle zanzare, e questo ha portato anche un aumento dei casi della trasmissione dei virus, perché come sappiamo le zanzare, oltre a pungere, trasmettono anche virus perché sono dei vettori. Il virus che veniva trasmesso più frequentemente era un virus della West Nile, che provoca dei sintomi influenzali, comunque lievi, però comunque e anche in particolari casi dei ricoveri ospedalieri. Il Consorzio di Bonifica, insieme alle ASL e l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, aveva il compito di salvaguardare anche la popolazione da queste infezioni di virus, e difatti il mio, diciamo, percorso è stato quello di elaborare insieme appunto al mio tutor e al consorzio una strategia per la salvaguardia da questi virus, perché di fatti abbiamo visto che le zanzare, che erano i principali protagonisti di dell'infezione, si sviluppano appunto in acque ferme ad alte temperature, con vegetazione fitta, presenza di acqua stagnante e ambienti umidi. Questo, quindi, la soluzione principale era eliminare le zanzare, cosa impossibile. Quindi cosa è stato pensato? Bisognava limitare le infezioni, quindi limitando la presenza di zanzare, appunto. Abbiamo visto che sin dal passato il problema delle zanzare e della trasmissione di virus era un problema, diciamo, principale, e difatti anche la bonifica idraulica, nata ancora negli anni 30, bonifica integrale, era una bonifica che aveva come principale scopo sia di diciamo togliere dall'acqua le terre per la coltivazione, ma anche quella di salvaguardare la popolazione dal punto di vista igienico-sanitario. Era togliendo la malaria e un metodo contro la lotta delle zanzare. Quindi il ruolo della bonifica è un ruolo principale.
ma inoltre bisogna adottare altre tecniche di controllo, come eliminare il ristagno d'acqua, eliminare le zanzare attraverso eventualmente lotta chimica, ma se questo è estremamente necessario, ma anche oppure introdurre della fauna che vadi a predare le zanzare, sempre salvaguardando l'ecosistema presente. Ma inoltre il ruolo cardine, anche quello del consorzio di bonifica, è quello di garantire un'efficace manutenzione delle infrastrutture, dei fossati e di tutti quelli che sono gli insediamenti ideali di fatto per le zanzare, e segnalare e monitorare di fatto anche ai comuni del territorio eventuali infestazioni, e inoltre avere un'interazione tra gli enti locali per limitare appunto l'infezione da zanzare. Durante il mio stage ci siamo accorti che durante dei sopralluoghi che di fatti eventualmente dei lagunaggi con poca acqua e quindi con un'acqua stagnante e un afflusso di acqua non costante poteva essere il luogo ideale per l'infestazione di zanzare e quindi anche di sviluppo eventualmente all'interno degli organismi delle zanzare di virus e quindi anche pericolo per la popolazione. Quindi di fatto la manutenzione preventiva e un controllo risulta fondamentale per limitare questi pericoli, insomma. Bene, abbiamo concluso il tempo a disposizione perché dobbiamo dare spazio anche agli altri. Grazie, veramente interessante la tua esposizione, molto approfondita. Chiedo al dottor Casoni un suo brevissimo commento, che così poi passiamo ad altro. Carlo Casoni. Buongiorno a tutti, io ringrazio Andrea della sua attività e appunto che si è svolta qui da noi, ha fatto alcuni sopralluoghi e abbiamo visto anche quindi la parte teorica, abbiamo visto anche insieme a lui la parte pratica di quello che vi ha raccontato. Saluto tutti e buona giornata. Bene, grazie Carlo. Proseguiamo con un altro studente e passiamo a Lorenzo Marcolin, sempre del Domenico Sartor LIS SS di Castelfranco Veneto, che ha effettuato il suo percorso presso il Consorzio Piave. Il tutor scolastico è sempre la professoressa Maria Teresa Boato. Il tutor del consorzio di bonifica è Anita Cisterna, la dottoressa Cisterna, che è qua con noi, e penso che sia collegato con noi anche il presidente Amedeo Gerolivetto, il presidente del consorzio, che magari una battuta la faremo fare poi a conclusione di questo spazio dedicato al consorzio Piave. Professoressa, a lei. Metti la telecamera che ti vedano. Scusi, professoressa, mi sono dimenticato prima, Lorenzo Marconi è stato interessato nel suo lavoro nell'affrontare il monitoraggio e analisi delle derivazioni sul fiume Piave e sugli altri fiumi del comprensorio, proprio in previsione del rinnovo delle concessioni dei prelievi irrigui e in relazione a un tema straordinariamente di attualità che è il deflusso ecologico rispetto ai deflussi minimi vitali storici. Quindi un argomento molto di attualità. Prego, professoressa. Sì, so che Lorenzo si è dedicato, ci ha fatto un lavoro veramente molto puntuale, molto preciso, facendo una relazione anche molto dettagliata proprio su questa attività e ha lavorato, devo dire, alacremente a fare questa specie di censimento che mi pare di aver capito sia stato lui un po' a iniziare, insomma, questo lavoro di cui il consorzio aveva anche bisogno. Lascio la parola proprio a Lorenzo, però, che penso sia il caso di lasciare più spazio ai ragazzi. Insomma. Sì, buongiorno. Allora, io mi sono occupato del progetto rinnovo delle concessioni di derivazione irrigua. L'obiettivo del progetto è fare il censimento di tutte le derivazioni del consorzio Piave, analizzare lo stato della pratica e definire quale sia la procedura di rinnovo in relazione alla significatività del prelievo, cioè lo stato ambientale che indica lo stato ambientale dei corpi idrici, che dipende dalla portata e da eventuali inquinanti.
E la problematica della gestione della risorsa idrica del fiume Piave è stata presa in considerazione all'inizio degli anni 90, introducendo l'obbligo di rispetto della portata minima del fiume Piave con il deflusso minimo vitale, cioè la portata istantanea da determinare in un tratto omogeneo del corso d'acqua che deve garantire la salvaguardia del corpo idrico e delle biocenosi, cioè degli ecosistemi presenti. In seguito, più recentemente, nel 2017, si è passati da deflusso minimo vitale a deflusso ecologico, cioè il volume d'acqua necessario affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e fornire i servizi necessari. Il deflusso ecologico è molto simile al deflusso minimo vitale, solo che presenta valori molto più restrittivi e dettagliati. Per il calcolo del deflusso ecologico, in primo luogo si determina un metodo in base alle caratteristiche del tratto del corso d'acqua. In seguito si verifica la coerenza tra il metodo scelto e la disciplina regionale e in seguito si effettueranno sperimentazioni in modo da affinare il metodo scelto. Anche No, prego. Tutto questo però ha un problema, perché in effetti se noi andiamo a diminuire il deflusso delle derivazioni, inoltre con la trasformazione dei sistemi idrici dello scorrimento all'aspersione in modo da limitare lo spreco d'acqua, si alterano l'equilibrio tra porti e usi a valle, sconvolgendo tutta la pianura, come i fiumi di risorgiva, per esempio il Sile, il Giavera e il Boteniga, i quali dipendono molto dalle derivazioni. Infatti, se noi andiamo a diminuire la portata delle derivazioni, andranno a influire molto su questi fiumi e anche su città come Treviso, Castelfranco e Novale, che potrebbero trasformarsi in città asciutte. E quindi c'è anche questo problema che bisogna tenere in presente. Per ora, allo stato della pratica, il consorzio è solo all'inizio della procedura e nelle grandi derivazioni invece ha già iniziato a pianificare attività di sperimentazione e monitoraggio e niente, così. Bene, grazie. Bene. Chiedo ad Anita Cisterna, che ha seguito il ragazzo in consorzio, di poter intervenire. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo ringraziare il ragazzo per il lavoro puntuale che ha svolto nel consorzio e soprattutto perché il rinnovo delle concessioni e quindi tutta la problematica del deflusso ecologico è un tema che ci riguarda direttamente. Quindi sì, mi limito a dire questo e ringrazio Lorenzo per il lavoro svolto e ringrazio voi per questa opportunità. Se è collegato anche il presidente Gerolimetto, se voleva che lui dire due parole. Amedeo. Ecco. Allora, un saluto a tutti, un plauso per l'iniziativa, perché ritengo, come è già stato presentato da chi mi ha preceduto, in modo particolare sia del presidente regionale che nazionale dell'ANVI, l'importanza di iniziative come queste. E condivido assolutamente il fatto di coinvolgere i ragazzi che si avviano ormai verso la fase delle scuole medie, delle scuole superiori, perché saranno i futuri attori, io spero, anche all'interno del consorzio, soprattutto ragazzi come quelli che abbiamo sentito, che ci mettono passione, voglia, interesse e che saranno di fatto i nuovi responsabili poi della nostra società, con una sensibilità particolare e approfondita sulla materia, una materia che vediamo che sta diventando la materia sulla quale si discute sempre a 360 gradi, ma vedere che i ragazzi in questa fase già stanno approfondendo e stanno esaltando soprattutto criticità e aspetti particolari come questi fa sicuramente ben sperare. E un plauso e complimenti per chi ho avuto modo di sentire che sono studenti di un glorioso istituto agrario che ha avuto un grandissimo fondatore che come obiettivo aveva quello di formare i ragazzi
per la nuova imprese agricole e ancora una volta sta dimostrando di dare grandi prodotti e grandi risultati. Grazie a tutti per il lavoro. Grazie Presidente, grazie per le parole, ma penso che siamo in linea perfetta con quello che è il percorso che hai tracciato. In realtà stiamo lottando con le comunità per far capire l'importanza dell'uso dell'acqua irrigua per il territorio, per l'ambiente e grazie anche alle attività di irrigazione che sviluppano le imprese agricole, impegnare già i ragazzi alle scuole su questi argomenti è fondamentale. Ma vedi che sono argomenti che non possono essere trattati magari solamente con una semplice visita, ma argomenti che devono essere trattati con approfondimenti anche tecnici e un rapporto diretto con le attività del consorzio. E questo è il valore aggiunto che questo progetto vuol portare proprio anche a beneficio nostro e a beneficio proprio del nostro sistema. Grazie ancora Presidente e passo avanti. Allora, Matteo Sapienza dell'ITAS Duca degli Abruzzi di Padova. Ha svolto il suo stage di alternanza scuola-lavoro presso il Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova. Il tutor scolastico è il professor Benedetto Liotta e il tutor aziendale è il dottor Luigi Gennaro. Il ragazzo insieme con il tutor ha lavorato sulla riordine e attivazione documentale relativa ad un progetto ambientale che è il LIFE, l'acqua come volano per l'ambiente naturale e per l'habitat dei merli, usignoli, passeri nella gronda lagunare. Un LIFE estremamente importante che ha come valenza l'ambiente. Molto interessante. Do la parola al tutor per la sua breve presentazione. Professor Liotta, prego. Salve. Intanto volevo ringraziare per questa iniziativa l'Ambi Veneto e il Consorzio di Bonifica Bacchiglione e soprattutto il dottor Gennaro che abbiamo avuto modo un po' di mettere in atto e definire appunto il lavoro di Matteo. Un taglio in maniera particolare è stato dato all'importanza della comunicazione e della divulgazione del progetto, proprio per rendere, come dire, giustizia e riuscire a far capire effettivamente alla comunità il lavoro che può e che viene svolto anche dall'Ambi Veneto, quindi nei vari territori. Per cui è stato un bel lavoro e Matteo assieme al dottor Gennaro sono riusciti a raggiungere appunto quella sintonia proprio per fare appunto un buon lavoro. Passerei la parola a Matteo. Bene, passiamo la parola a Matteo Sapienza allora per la sua breve illustrazione. Ci teniamo sempre sui 2 o 3 minuti. Prego Matteo. Sì, buongiorno a tutti. Sono appunto Matteo Sapienza, frequento l'Istituto Tecnico Agrario Duca degli Abruzzi di Padova e il mio stage è stato svolto presso il Consorzio di Bacchiglione. Il progetto è incentrato sull'importanza della comunicazione e della divulgazione di un'opera ambientalistica già realizzata. Innanzitutto, per conoscere l'argomento sono stato avvicinato al progetto di miglioramento ambientale, possiamo dire, attraverso dei sopralluoghi sopralluoghi alle aziende che hanno aderito al bando e attraverso la lettura e alla sistemazione delle varie pratiche ad esso inerenti. Questo progetto consiste nell'andare a migliorare determinate zone che con gli anni sono state convertite in enormi estensioni di coltivazioni monoculturali, principalmente mais e soia, perdendo così quell'habitat originario che ospitava specie di fauna e flora autoctone che facevano parte dell'ecosistema e svolgevano dei precisi compiti qualora essenziali. Le aziende coinvolte sono divise in 4 comuni diversi, situati a ridosso delle valli della laguna sud di Venezia,
Queste aree sono aree di immenso valore ambientale, quindi bisognava trovare un punto di unione tra queste aziende ed è proprio stato l'elemento chiave che le accomunava, quindi è appunto acqua che negli ultimi anni sta diventando sempre più preziosa in agricoltura, e quindi è stata realizzata una rete di scoli con un regolare apporto idrico che appunto collegava tutte le aziende. Quello che praticamente ho fatto io è stato un lavoro di pubblicizzazione e di valorizzazione di questo progetto, andando a creare delle pagine dedicate nel sito internet del consorzio e anche nei social, progettando delle targhe informative e successivamente, con l'ausilio di un grafico esterno e appunto il mio tutor, è stata realizzata una cartellonistica mirata a sensibilizzare gli abitanti di queste zone, andando a valorizzare il vero valore di queste opere rurali che hanno un valore molto importante in queste zone. Quindi ci siamo collegati a tutte quelle peculiarità che appunto caratterizzano queste aree, e mettendo in risalto i punti chiave diciamo che l'agricoltura intensiva sta pian piano logorando l'ecosistema, e questo può essere sconfitto da opere come queste, come quella appunto citata prima, e l'importanza che è stata data è a quella appunto alla divulgazione e al riconoscimento al giusto riconoscimento che andrebbe dato a queste opere. Ecco, bene, grazie. Molto interessante, anzi interessantissimo. Chiedo a Luigi Gennaro, tutor del consorzio, se prende la parola per un brevissimo commento anche suo del lavoro svolto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie Gennaro. In particolare a Matteo, che ho visto Matteo, mi ha fatto molto piacere. Volevo solo dirvi che tutto quel periodo che ha condiviso con noi ha messo sempre tanto passione e interesse per ciò che abbiamo realizzato. Ecco, questo qua vi volevo dire. Buon lavoro, buona continuazione. Bene, grazie. Scusate, allora proseguiamo. Andiamo presso il Consorzio Brenta, Mosè Tosetto dell'Istituto Parolini di Bassano, anche qua un importantissimo istituto, il tutor scolastico il professor Mirko Cattani e il tutor aziendale il dottor Giuseppe Liviero. Il lavoro svolto da Mosè è l'aggiornamento sulla consultazione cartografica, redazione di elaborati cartografici, cartografia WebGIS del Consorzio di Bonifica Brenta. Quindi al professor Cattani un suo breve commento. Prego. Sì, intervengo io, sono il professor Rigon, sono collega professor Cattani che ho seguito in parte Mosè, ma poi anche Frizzo, l'altro nostro studente, quindi li presento brevemente tutti e due. Sono due studenti che sono dell'indirizzo, hanno concluso, si sono maturati a giugno, quindi hanno concluso il loro percorso studi qui da noi, dell'indirizzo Gestione Ambiente e Territorio. E per entrambi questo lavoro di PCTO di eccellenza è stato uno dei capitoli del loro percorso studi, caratterizzato soprattutto nelle attività extradidattiche appunto dal tema dell'acqua nei suoi molteplici aspetti, sia a partire dall'importanza della riqualificazione delle risorgive, che avevano già seguito un live risorgive Bressanvido, nella corretta gestione delle opere di pulizia dei corpi idrici, in particolare Mosè presso il Consorzio di Bonifica Brenta, e poi nelle misure di ritenzione naturale delle acque per la messa in sicurezza idraulica
e la buona gestione della risorsa idrica, Consorzio Alta Pianura Veneta, sede di Thiene, di Francesco Frizzo, che sentiremo successivamente. Entrambi sono stati molto autonomi e hanno dimostrato un'ottima capacità nell'orchestrare, nel saper applicare poi quelle che sono state le competenze che hanno acquisito durante appunto gli anni fatti qui da noi. In particolare quegli strumenti che abbiamo introdotto più recentemente, strumenti digitali per il rilievo e poi rappresentazione del territorio che ormai sono diventati strumenti, software e sistemi di misurazione che ormai sono entrati d'obbligo per la gestione del nostro territorio anche da un punto di vista delle acque. Entrambi hanno utilizzato queste loro esperienze poi durante l'esame di maturità e le hanno presentate con ottimi risultati. Ma non voglio aggiungere altro, lascio la parola prima a Mosè e poi a Francesco. Grazie. Sì, facciamo Mosè prima, poi Francesco gli facciamo fare un altro lavoro. Prego Mosè. Grazie. Allora, quello che ha appena detto il professor Rigon è giusto. Io ho fatto questa alternanza scuola-lavoro presso il Consorzio Bonifica del Brenta, nel quale mi è stata fornita una visione completa di un loro sistema ideato, cioè un software, cioè rientra anche la cartografia, il GIS, e grazie a questo software ho potuto poi aprire un altro mini progetto nel quale si basava sulle infestanti che presentano sui canali soprattutto di irrigazione, e il consorzio voleva sapere quanto gli costava in termini monetari i loro continui interventi per reprimere le infestanti, e avevano bisogno di una visione completa. Quindi attraverso il mio tutor, il geometra Oliviero, siamo andati a visionare una sezione di un canale presso il comune di Cittadella, e abbiamo potuto anche analizzare, osservare quali tipi di infestanti presentano nei nostri canali e come agiscono il loro ciclo vitale, cioè nel senso di individuare il periodo corretto, il periodo più giusto per intervenire, e così rendere possibile sia una riduzione poi alla fine dei costi, perché si riducevano di gran lunga gli interventi da effettuare, sapendo il periodo esatto dove intervenire, e anche facendo, se posso dire, un'azione anche quasi anche per l'ambiente, cioè un'azione anche ecologica, non continuando ad intervenire, ma avendo un intervallo di tempo ben preciso. E questo poi è stato trasferito in questo software, grazie, l'ho cominciato io, poi hanno continuato loro, e con questo software adesso è possibile capire, schiacciando il pezzo del canale, capire quando si è fatto l'intervento, e anche che tipo di infestanti presenta quel determinato canale, che differenzia da canale a canale ovviamente. E quindi è stato anche un lavoro, devo dire, molto interessante. A loro gli è servito, perché ora sanno il giusto periodo di intervento. E non ho altro da dire. Ecco, ho visto, concludo, un grande utilizzo di tecnologie, un grande utilizzo anche di informatica che ho concluso. Bene, grazie. Ti ringraziamo per il tuo intervento. Grazie a voi. E passiamo avanti. Abbiamo un altro ragazzo, abbiamo Filippo Pozzati. Ci trasferiamo nel Delta del Po, al Consorzio Delta del Po.
su Rovigo. Abbiamo presente il tutor scolastico che ha accompagnato Filippo Pozzati e il professor Luca Marchetti, e il tutor aziendale è l'ingegnere Stefano Tosini. Progetto di efficientamento della rete irrigua nella zona di conterminazione della Sacca di Scardovari con il comune di Porto Tolle, area anche qua ambientale particolarmente interessante. Do la parola al professor Luca Marchetti. Prego, buongiorno a tutti, buongiorno, la farò breve, però per me è importante innanzitutto aprire con un ringraziamento sia per il consorzio di bonifica del Delta del Po, sia per quello Adige Po, consorzi che da tempo dialogano con il nostro istituto. Istituto Agrario Munerato, in realtà abbiamo perso il nostro logo, col tempo gli istituti scolastici hanno questa caratteristica. Per cui da tempo dialoghiamo col territorio con questi due consorzi che da sempre ci offrono la possibilità di dialogare e di ragionare in maniera estremamente puntuale e proficua, devo essere sincero. Un plauso sia agli studenti, all'impegno degli studenti, ma ancora di più da parte di chi li ha seguiti. Il lavoro impostato per Filippo è un lavoro molto importante, anche a largo respiro. Probabilmente il tempo a disposizione non era sufficiente, però il lavoro impostato sia dall'ingegner Tosino, al quale va il mio profondo ringraziamento, che anche alla dottoressa Costantini nell'altro progetto per la loro disponibilità e la loro caparbietà nel lavorare insieme agli studenti, per me è una fonte di estrema soddisfazione. Chiudo con i ringraziamenti facendo un piccolo dettaglio. Ho colto l'occasione per fare qualche scatto fotografico da mettere sul sito della rete degli istituti agrari, così almeno pubblicizziamo i risultati di questa attività. Grazie. Chiudo. Bene, grazie professor Marchetti. Diamo la parola allora a Filippo Pozzati per il suo brevissimo intervento anche lui. Prego. Mi sente? Sì, ti sentiamo bene, bene. Allora, appunto, come ha già detto, il mio è un progetto di efficientamento del sistema irriguo attualmente presente nel territorio del Basso Polesine. In particolare qua prendiamo in considerazione due bacini all'interno del comune di Porto Tolle, ovvero il bacino Canestro e il bacino Scardovari. Il comune di Porto Tolle, ci tengo a precisare, è il secondo più grande in Italia, quindi si tratta di una cosa abbastanza, di un territorio abbastanza vasto. L'attuale sistema irriguo nel Basso Polesine presenta due problemi. Il sistema di canalette, che non è, diciamo che ha bisogno di essere, cioè, non è molto all'avanguardia, siccome è molto, molto vecchio e costruito in cemento armato, molto sottoposto all'usura dell'acqua che passa quotidianamente. E poi vi è un problema dell'intrusione salina dalla foce del Po, che anno dopo anno risale sempre di più, e questo caratterizza un problema di tipo ambientale, in quanto si introduce sotto il terreno, crea un problema per gli agricoltori, in quanto certe coltivazioni non possono essere praticate, e crea problemi di tipo economico anche. Una soluzione sarebbe un sistema di canalette molto più all'avanguardia, in modo da poter anche recuperare acque piovane e di filtrazione dagli argini, in modo da poterle essere riutilizzate per l'agricoltura, in tal modo da evitare sprechi sia in termini di acqua che in termini di soldi, quindi economici. Per l'intrusione salina andrebbe installata una barriera antisale, mentre verrebbe installato anche una pompa di ultima generazione all'impianto di Cadolfin, che spenderebbe molta meno energia di quanto ne spenda quella attuale. Non ho altro da dire. Vi ringrazio. Bene, grazie Filippo. Prego. Penso che si sia collegato anche il presidente Ezio Musetto, adesso vedo che è collegato.
Tosini, poi. Bene, allora chiudiamo, poi dopo se vogliamo passare la parola, se il professor Busetto magari finiamo il primo gruppo di ragazzi, sì, finiamo adesso tanto diamo la parola, diamo la parola intanto a Stefano Ingegner Tosini per un suo commento del lavoro e poi dopo diamo la parola al presidente della rete, professor Busetto. Prego Tosini. Buongiorno a tutti. Ringrazio il professor Marchetti, che è stato veramente interessante conoscere, un oratore piacevolissimo, molto interessante sentire le sue esperienze, le sue conoscenze. Ringrazio ovviamente Filippo Pozzati perché il Consorzio ha potuto condividere con la nuova generazione, diciamo, delle attività che sono per noi prioritarie, e poi ovviamente ringrazio Ambi Veneto che è riuscita a organizzare questa cosa, secondo me abbastanza complicata ma molto, molto utile. Lascio la parola agli altri. Bene, grazie ingegnere, grazie. Allora, quindi come avete sentito abbiamo in collegamento anche il professor Busetto, presidente della rete delle scuole agrarie, con la quale abbiamo iniziato da qualche anno oramai il percorso, che non è solo questo percorso di eccellenza, ma è un percorso legato a tutta una serie di azioni che ha visto sia impegnata l'AMBI ma anche impegnata la scuola. Ricordo ai ragazzi, ci ricordiamo a tutti, anche i consorzi presenti, che all'interno di questo progetto che abbiamo con la rete delle scuole agrarie c'è anche un percorso, diciamo, di formazione, fra virgolette, per i docenti che è sempre stato molto partecipato, 3 giorni di formazione per i docenti proprio sulle tematiche specifiche delle attività dei consorzi di bonifica, sia sulla parte della sicurezza idraulica che sulla parte dell'irrigazione. Questo è un modo per crescere tutti insieme nella conoscenza di questo non solo mondo della bonifica, ma delle tematiche su cui operano i consorzi, che molto spesso non sono tematiche direttamente collegate ai piani della didattica, ma poi sono le attività e i settori che poi questi ragazzi si troveranno ad affrontare in maniera molto più approfondita all'università, che qualcuno sta già frequentando, ma soprattutto anche nella vita del lavoro. Prego, professor Busetto, a lei la parola. Professor Busetto, non lo vediamo. Mi sentite? Sì, eccoci qua. Bene, grazie, la vediamo bene. Allora, io ringrazio Ambi di questa opportunità che ci dà con questo progetto, sia per i nostri studenti che per i nostri insegnanti e quindi per le nostre scuole, perché è un'occasione importante per la crescita dei nostri studenti, e l'abbiamo visto anche dagli interventi e da quanto è stato detto. È un'occasione importante di aggiornamento e riflessione sulle problematiche vere del nostro territorio, che sono lo sfondo su cui noi agiamo continuamente come scuola. Insomma, lo facciamo quindi insieme con voi, che rappresentate veramente un'eccellenza da questo punto di vista in termini sia scientifici che tecnico-operativi. Insomma, ecco, io confermo quindi anche la volontà di continuare. Spero ci possa essere l'occasione di rilanciare questa cosa e anche di evidenziarla in una maniera, direi anche è opportuno anche comunicare questo percorso che stiamo facendo insieme anche ad altri, insomma, che non rimanga solo fra di noi, perché credo che sia veramente un'eccellenza. Grazie. Prego. Grazie Presidente. Ecco, condivido pienamente quello che ha detto, la ringrazio soprattutto per la disponibilità verso questo tipo di iniziativa. Mi auguro anch'io, ecco, che possa essere approfondita e sviluppata anche dal punto di vista quantitativo oltre che qualitativo. È l'obiettivo che abbiamo. Ecco,
Speriamo soprattutto di poterci incontrare in presenza, come si dice, di persona, perché stringere la mano a una persona è tutt'altra cosa che vederlo in uno schermo, quindi spero presto, ecco, di avere questa occasione. Grazie ancora. Bene, benissimo. Ecco, bene, la ringrazio professore. Passiamo oltre perché abbiamo altri 3 ragazzi ai quali abbiamo chiesto anche di presentarci il lavoro con un supporto di slide, in quanto sono i 3 ragazzi studenti che si sono posizionati nel podio, poi dopo vedremo chi sarà il primo, il secondo e il terzo, e quindi a loro inizio intanto questo percorso con loro. La prima che chiamiamo è Giulia Sartori dell'ITAS Trentin di Lonigo, Vicenza. Lo stage è stato effettuato presso il consorzio Alta Pianura Veneta, con sede a San Bonifacio. Il tutor è il dottor Luca Cecchettin, tutor aziendale, e il professor scolastico è il professor Giovanni Nalin. In collegamento abbiamo anche il presidente del consorzio Alta Pianura Veneta, che salutiamo, Silvio Parise, che ha voluto essere con noi proprio per testimoniare l'importanza di questo progetto. La parola al tutto scolastico, Giovanni Nalin. Sappiamo che poi ai ragazzi gli diamo 4-5 minuti massimo per presentare il loro elaborato. Prego, dobbiamo stringere un po' i tempi. Professor Nalin? Sì. Buongiorno a tutti. Ringrazio anch'io perché è doveroso. Io ho partecipato ai corsi di formazione per docenti e sono stato veramente... Mi sentite? Ecco, adesso lo sentiamo. Sì, volevo ringraziare perché faccio uso del materiale che ci avete fornito, perché lo trovo estremamente utile, interessante e doveroso affrontare questo tipo di argomento con i ragazzi con cui faccio il territorio nelle 3 quinte dell'istituto. Ringrazio anche per l'iniziativa perché è stata per me una bella esperienza e per Giulia ancora di più. Giulia era in terza, quindi non aveva le basi ancora per poter affrontare diciamo adeguatamente tutti gli aspetti, per cui ha fatto un percorso accelerato con tanto entusiasmo e determinazione, che mi ha anche messo in difficoltà in alcuni momenti perché è esigente e anche desiderosa di capire e di affrontare in modo adeguato questo impegno. E alla fine, insomma, è stata una soddisfazione per me, perché anche noi docenti ogni tanto abbiamo bisogno di qualche piccola soddisfazione che ci vengono soddisfazioni che ci vengono dagli studenti quando si vedono coinvolti e partecipi, insomma. Ecco, ringrazio ancora e lascio la parola a Giulia o a chi deve. Bene, adesso grazie professore, penso che vediamo Giulia già collegata, quindi buongiorno. Buongiorno Giulia, ti diamo 4-5 minuti, non di più, per presentare il lavoro che è stato sviluppato, studio dei sistemi irrigui nella zona dell'Alta Pianura Veneta, progetti di ammodernamento e aggiornamento dei turni. Prego. Posso condividere il PowerPoint? Sì, certo. Allora, per l'appunto mi chiamo Sartori Giulia, frequento la classe quinta CV, Viticoltura ed Enologia dell'Istituto Tecnico Trentin di Lonigo. Ho svolto l'alternanza presso il consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, in collaborazione con il geometra Luca Cecchettin. Il progetto realizzato ha come titolo L'acqua a rischio che ne sarà dell'irrigazione e tratta del metodo irrigu legato alla vite nella zona del comune di Lavagno. Non possiede né canali ad acquatori né capi fossi. Si è trattato allora di inserire il metodo della microirrigazione, già da tutti conosciuto e utilizzato, incrementandolo però con il servizio IriFrame offerto dall'AMBI. Il
caso particolare il comune di Lavagno, che fornisce la risorsa idrica attraverso delle condutture sotterranee lunghe più di 95 km e supervisionate dal geometra addetto. Grazie ai sopralluoghi effettuati sia con il geometra Cecchettin sia con il geometra addetto alla manutenzione, ho potuto dare uno sguardo critico al mondo del lavoro e anche in relazione alle condutture rendermi conto che sì, è un metodo utile usare le condutture, ma è un metodo anche che richiede molta manutenzione, poiché le condutture presenti nel territorio di Lavagno e Mezzane sono presenti lì dagli anni 50 del Novecento, quindi sono molto, diciamo, antiche e hanno bisogno di molta manutenzione. Inoltre è importante sottolineare che le condutture presenti passano per strade e anche presso i campi coltivati degli imprenditori agricoli. Quindi è anche diciamo, difficoltoso ottenere appalti per i consorzi di bonifica e un po' difficoltoso operare tra i campi coltivati. Per rendere effettivo il progetto è stato realizzato un computo metrico in cui sono presenti e descritte i possibili costi per la realizzazione di questo impianto di microirrigazione. Qui c'è a fianco, come potete vedere, abbiamo svolto anche un piccolo disegno, un piccolo, diciamo, schema in cui è rappresentato un filare di un vigneto. Vorrei concludere dicendo che con la fusione dei ghiacciai, il riscaldamento globale e l'inquinamento, l'acqua ormai sta diventando una risorsa limitata e non rinnovabile, per cui cercare di limitarne e minimizzarne l'uso può diventare un modo per salvaguardare non solo le nostre culture, ma anche il nostro mondo già a rischio. Io avrei concluso, vi lascio la parola e vi ringrazio per questa giornata e per la possibilità di questo progetto. Bene, grazie, ottimo lavoro. Penso che sia stato evidente a tutti l'impegno che i ragazzi, anche quelli che non hanno potuto presentare i propri elaborati, sia stato fatto dai ragazzi. Quindi veramente grazie, da far tesoro di questa esperienza. Se il tutor Luca Cecchettin è in collegamento, se vuol fare una e poi do la parola anche al presidente Parise. Prego Cecchettin. Sì, buongiorno. Ok, ringrazio tutti anche per l'opportunità che mi è stata data nel seguire Giulia Sartori, che insieme abbiamo deciso di prendere questa iniziativa, questo progetto, che ovviamente l'irrigazione sta diventando importantissima, e quindi in un arco di breve tempo abbiamo cercato di toccare vari aspetti, dalla morfologia, dallo studio del territorio, quindi evidenziare il problema, ideare e capire quale può essere la soluzione, progettare e toccare tutti i vari aspetti della progettazione. Insieme abbiamo condiviso questo percorso, ho trovato in Giulia una determinazione, una capacità e una volontà di capire le cose, di avere la conoscenza e soprattutto la curiosità. Quindi per me è stata un'esperienza molto positiva, spero che negli anni futuri ci sia ancora l'opportunità, perché veramente è importante trasmettere la nostra esperienza anche ai ragazzi. Ecco, io ho concluso e saluto tutti. Bene, grazie Luca, grazie. Presidente Parise, se vuoi aggiungere qualcosa, unirti a noi, non ti vedo. Eccolo qua. Eccolo, grazie. Ciao Presidente. Ciao Francesco. Buongiorno Presidente. Buongiorno Presidente. Allora, magari volevo farlo anche alla fine, quando anche l'altro ragazzo potrebbe presentare, ma non è un problema. Ecco. Vedo che stamattina tutti i lavori dei ragazzi che li ho visti, il filo conduttore è l'ambiente, il filo conduttore è utilizzo dell'acqua per l'ambiente e per l'ottimizzazione anche per l'uso irriguo.
come nel caso, e saluto anche Luca, che è un pezzo che non lo vedo e spero di vederti in persona fra poco, insomma, ecco, sai, altrettanto Presidente. Comunque ti vedo molto bene. Ecco, Sì, l'importante è trasmettere quel che, come diceva Luca, ma come tutti ormai, la nostra esperienza, quello che noi mettiamo come lavoro, come utilizzo della nostra struttura, anche a conoscenza dei giovani, perché sono, credo, molto più sensibili di noi. Noi abbiamo dovuto modificare, da quando io giovane, parlo della mia esperienza, il tipo di pensiero, da quando si passava in qualche modo a utilizzare l'acqua solo ed esclusivamente per scopi industriali, scopi agricoli, a un utilizzo oggi che è un utilizzo ambientale, perché più di qualche volta con Francesco Vincenzi, che saluto dopo che molto probabilmente adesso non mi sente, avrà avuto altre cose da fare, o Francesco anche Cazzaro e Andrea, lo diciamo sempre che il nostro territorio credo sia disegnato e credo sia in maniera morfologica plasmato dall'acqua che noi utilizziamo anche per gli scopi di irrigazione delle nostre colture. Ecco, far capire ai ragazzi questo credo sia una roba importantissima. Gli istituti di agraria, gli istituti tecnici, così, che dico finalmente, ma è una cosa che dobbiamo continuare a portare avanti, quella di far capire l'utilizzo dell'acqua nell'agricoltura e nell'ambiente, come quel progetto che parlava prima quel ragazzo, non mi ricordo il nome, del Piave. Le città non avrebbero quella capacità di avere l'acqua se i consorzi di bonifica non facessero il loro lavoro. Quindi mi fermo, non voglio andare avanti, ma credo sia un'iniziativa da portare avanti e continuare ogni anno e magari ampliarla ancora di più. Io sono sempre stato promotore dell'affiancamento ai ragazzi. Ne parlavo prima anche con la Laura per un progetto che vorrei avviare anche con l'Università di Padova, per affiancare i ragazzi e far capire ai ragazzi nel percorso didattico anche cosa vuol dire laddove loro hanno quell'indirizzo, il lavoro, l'utilizzo dell'ambiente e l'utilizzo dell'oro bianco che è l'acqua. Grazie. Grazie Silvio, grazie a tutti, grazie veramente per le tue parole. Mi saluta anche il Presidente. Ciao. Ecco, allora passiamo avanti. Altro ragazzo che è Francesco Frizzo, sempre del Parolini di Bassano. Ha svolto lo stage sempre presso il Consorzio Alta Pianura Veneta. Avevamo 2 ragazzi. Anche qua l'istituto scolastico, il professore Emanuele Rigon, che abbiamo già sentito prima, e il tutore aziendale, la Laura di prima, che saluto. Affiancamento alle attività di manutenzione e un impianto irriguo di Sarcedo, studio e realizzazione progetto di adattamento ai cambiamenti climatici nella zona di Schio. Passo la parola subito al professore Emanuele Rigon, ma penso che ci ha già un po' illustrato prima, ma se vuol dire 2 parole diamo subito la parola anche a Francesco Frizzo. Prego, professore. Sì, l'ho già esposto prima, ribadisco, molto autonomo, molto bravo nell'applicare tutto quello che ha imparato durante il percorso scolastico. Non rubo altri minuti, anche perché so che tende ad essere prolisso, quindi chiedo a Francesco di riassumere in 2 minuti, non sarà facile. Prego. Prego Francesco, condividi la presentazione e a te lo schermo. Buongiorno a tutti. Saluto calorosamente anche Laura di prima che mi ha seguito. Ecco qua, io ho fatto alternanza. Vedete bene lo schermo intero? Sì? Ok. Ho fatto l'alternanza presso il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e nella sua sede di Tiene con appunto la dottoressa Laura di prima. Il contesto è quello su cui lavorate, è quello dei cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici che oggi osserviamo in un aumento delle temperature e del calore e quindi una energizzazione del sistema pianeta Terra. Questo crea fenomeni intensi
sempre più intensi e sempre più frequenti che danneggiano ovviamente le nostre attività. Qui ho messo una foto che in realtà non c'entra quasi niente con il mio lavoro, ma quando l'ho vista 2 anni fa mi ha particolarmente emozionato. È una foto che è stata scattata a Marcesina dopo qualche mese dalla tempesta Vaia. Ho lavorato sull'acqua, in particolare con il progetto europeo Life Beware. Cos'è Life Beware? Sono delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici per quanto riguarda le inondazioni. Come è stato pensato questo progetto? Attraverso delle microzone di ritenzione idrica e attraverso la realizzazione di bacini, microbacini di eliminazione. Questo per esempio è un microbacino che in realtà sono anche dei biolaghi. Questo è un esempio di un bacino di Veneto Agricoltura a Montecchio Precalcino. Ora, il problema è che questi progetti LIFE danno solo i finanziamenti per quelli che sono i progetti pilota, cioè i progetti che servono a far vedere come si fa, a cosa serve e a cosa serve. Per quanto riguarda la capillarizzazione sul territorio, quella è a carico degli enti locali e dello Stato, della regione che sia. E spesso purtroppo per mancanza di finanziamenti queste opere non vengono create, quindi resta il progetto pilota dell'AIFE finanziato dalla Comunità Europea e basta. Ecco, il lavoro che sono andato a fare io è proprio questo, cioè il passaggio fra il progetto pilota e la capillarizzazione sul territorio di questi bacini. Sono andato quindi a cercare le zone dell'Alto Vicentino dove ci fosse bisogno di questi microbacini di laminazione. Come? Allora, innanzitutto facendo ricerca, cioè ricercando quelle aree soggette a allagamenti, attraverso innanzitutto la memoria storica, parlando con i contadini, ma dopo anche con la ricerca bibliografica nelle biblioteche di Schio e di Sant'Orso, attraverso le banche dati del consorzio. Dopo queste aree che ho individuato, che sulla carta le ho identificate per mezzo delle particelle catastali, informaticamente invece le ho georeferenziate attraverso i software QGIS. Successivamente le ho incrociate tutte queste zone possibili per la creazione dei bacini con altri dati come l'altitudine, la quota, perché i bacini vanno messi a monte dell'area che tendenzialmente si allaga, la prossimità con aziende, e in particolare aziende orticole che beneficiano di questi bacini per l'irrigazione 7 giorni su 7, la vicinanza con fiumi, rogge e canali, in modo da diminuire il più possibile i costi di produzione, di costruzione, perché se per fare un bacino dopo bisogna fare per esempio una roggia di un canale di deflusso lungo 20 km, e il rapporto fra costi e benefici si sbilancia. E in più li ho incrociati anche con vincoli, giocando un po' con il geoportale, ovviamente il geoportale regionale, vincoli che potessero impedire la costruzione di questi bacini, come vincoli ambientali, archeologici, eccetera. Vado un po' veloce. Ecco, il risultato è stato l'identificazione di 11 bacini dopo questa accurata selezione, per una superficie totale stimata di 35.000 metri quadri, un volume di invaso di 27.500 metri cubi e un costo sempre approssimativo, cioè una stima di 1.760.000 euro. Il bello, quello che piace a me di questo progetto è che se un giorno dovessimo riuscire a
eliminare il problema del riscaldamento climatico, sia magari perché riusciamo a contenere le emissioni di gas serra, ammesso che siano quelle, perché in realtà non ne siamo sicuri, sia che il cambiamento climatico si risolva un po' da sé per questioni che noi conosciamo, perché ne sappiamo molto poco di queste cose, avremo comunque dei bacini che non saranno più inutili, ma saranno comunque dei biolaghi che sono delle zone umide ricche di biodiversità. Biodiversità quindi che si contrappone all'antropizzazione che dagli anni 60-70 ha, diciamo, invaso i nostri territori, in funzione della visione prettamente antropocentrica che c'era da quel tempo fino ad oggi. Bene, grazie, molto interessante. Ritengo che la qualità di questi elaborati, al di là che siamo sul podio, ma sinceramente sono da tenere in ampia considerazione anche da parte dei tutor che vi hanno seguito, e di stimolo eventualmente per poter proseguire su queste iniziative e dare possibilità a questi ragazzi anche di continuare eventualmente ad avere esperienze all'interno del consorzio anche nei prossimi anni. Prego, allora Laura di prima che ha seguito il progetto, ti vedo collegata, prego. Buongiorno a tutti. Allora io ringrazio tantissimo Francesco perché è stato un piacere vedere il lavoro che ha costruito, nonostante il tempo passato assieme sia stato troppo breve. Lui mi ha affiancato all'inizio di questo lavoro del progetto Life Beware, che è un progetto che adesso sta diventando e assume sempre maggiore importanza, che è quello della realizzazione di piccoli interventi per rispondere ai cambiamenti climatici del nostro territorio. Francesco mi ha trasmesso un entusiasmo enorme, una passione enorme per il suo interesse, per il suo percorso di studi, e che so che sta continuando all'università, e quindi sono felice e gli auguro in bocca al lupo veramente perché lui ha passione. Mi è piaciuto proprio tanto perché mi ha trasmesso proprio la passione per il mondo agricolo anche, e l'agraria, che è quello che sta studiando adesso. Quindi davvero un'esperienza da ripetere. Grazie ancora. Bene, grazie Laura, molto interessanti, molto belle le tue parole. Presidente Pariso, se vuole dare anche lui ulteriori contributo, ma penso che si sia già espresso. Ciao Silvio. Credo che in qualche maniera è stato anche questo progetto, nel senso che tutto quanto il filo conduce sempre a un discorso sostenibile, quindi non voglio dilungarmi. È quello che noi dovremmo fare nel tempo, insomma, nel nostro ruolo e nel tempo che ci resta di disposizione. Grazie ancora, grazie per Grazie. Penso che dovrai essere orgoglioso, Presidente, non solo te ma anche i tuoi ragazzi, sia Cecchettin che la di prima, perché 2 ragazzi sul podio vuol dire che hanno lavorato molto bene, sia i tutor aziendali che anche quelli. Esatto, io volevo dire grazie ai miei tutor, vuol dire che ho dei tutor importanti, tutor come si dice efficienti. Questo mi rende simpatico. Grazie Luca. Grazie Presidente. Bene. Proseguiamo con l'ultimo, è Alessia Andriolo, sempre del Munerati di Rovigo, stage presso il consorzio di bonifica Adige Po con il professor Luca Marchetti, che abbiamo sentito anche prima, e il tutor del consorzio che è la dottoressa Chiara Costantini. Il tema sono state indagini storiche sul manufatto ad uso irriguo della bova a Badia Polesine, preso di derivazione sull'Adige, estremamente importante. Professore, a lei 2 parole di anticipazione, poi passiamo alla presentazione di Alessia. Guardi, io la faccio brevissima, non mi soffermo sul lavoro di Alessia che avevo già visto e mi sembrava fatto molto bene, in più ringrazio Alessia per l'impegno e l'impegno altrettanto della dottoressa Costantini. Volevo però aggiungere il valore aggiunto dell'esperienza con il consorzio di bonifica, nel senso che effettivamente l'attività di formazione che abbiamo sviluppato con voi è anche per noi
un punto estremamente importante nella materia di gestione ambiente e territorio e in modo particolare per il nostro istituto, per la collocazione geografica in cui siamo, perno centrale della nostra formazione. Chiudo e ringrazio ancora per la collaborazione. Passo direttamente la parola a chi deve intervenire e ringrazio Alessia. Bene, grazie professore. Diamo la parola ad Alessia Andriolo per la sua condivisione anche con noi dell'elaborato. Prego Alessia. Buongiorno a tutti, faccio un saluto veloce al mio ex professore Luca Marchetti e a Chiara Costantini, che è da un bel pezzo che non ci vediamo. Condivido il mio schermo. Allora, sì, il mio progetto si è appunto basato sul miglioramento della bova di getto, proprio perché è una derivazione molto importante per praticamente tutto il Polesine. E ho iniziato con raccontare la storia del Polesine, dato che proprio la mia alternanza ha previsto anche la visita dell'archivio storico del consorzio Adige Po, e come vediamo la bova è appunto molto antica, quindi ha bisogno di essere sempre mantenuta in un buon funzionamento. E poi ho illustrato un po' come sono suddivisi i consorzi di bonifica e anche evidenziato soprattutto la vastità del territorio su cui lavora il consorzio di bonifica e anche appunto del suo lavoro, quanto è importante per mantenere anche la sicurezza del territorio. E l'area di intervento appunto è la bova, che si presentava in questa situazione in quanto appunto vediamo delle crepe sui muri che sono molto pericolose, in quanto magari in una piena dell'Adige si potrebbe magari rompere e non proteggere il nostro territorio. E poi sono andata ad analizzare appunto ogni singola problematica, attuando delle soluzioni che sono appunto, come in questo caso, rende più stabile i muri e ad esempio vediamo qui le porte dei barramenti della bova, che sono tutte ruggini, quindi sono state appunto sostituite per renderle efficienti, perché magari poteva capitare che non funzionassero. E, inoltre alla fine della bova abbiamo il bacino di sabbiatore che deve essere sempre mantenuto efficiente, in quanto è un grande aiuto per pulire l'acqua che arriva dall'Adige, che è piena di sabbia o di terra o comunque di rifiuti, che poi potrebbero magari andare a intasare i canali irrigui molto importanti per l'irrigazione del Polesine. E poi mi è stato fornito appunto da Chiara e dai suoi colleghi una stima dei costi che ci andava ad apportare appunto per questo progetto. E niente, poi la conclusione è appunto, come ho già detto, che la bova è molto importante. Infatti nella foto sopra vediamo l'Adige e in basso a destra la bova. Sembra molto piccola, però ha un uso molto molto importante, perché appunto dà l'acqua a gran parte dell'Alto Medio Polesine per i canali irrigui. E lascio la parola a Chiara Costantini, penso, e ringrazio per l'opportunità e anche per avermi fatto partecipare, insomma, grazie. Bene, grazie, molto interessante anche la relazione di Alessia. E do la parola a Chiara Costantini, che è stato sul tutto aziendale, e saluto nel frattempo anche il presidente Roberto Branco, presidente del consorzio di bonifica Adige Po, che è con noi, poi dopo lasciamo la parola anche a lui. Prego Chiara. Sì, buongiorno a tutti. Io ringrazio sicuramente chi rende concrete queste attività che permettono ai ragazzi di avvicinarsi al loro territorio e permettono anche a noi consorzi di far conoscere una realtà la cui complessità secondo me rimane spesso nell'ombra.
Ringrazio ovviamente Alessia, che si è dedicata ad uno dei manufatti a noi più cari in assoluto, e riscoprendo peraltro alcune curiosità d'archivio che hanno arricchito anche la nostra stessa conoscenza. E poi ovviamente ringrazio il professor Marchetti che ci crede sempre, insomma. Quindi grazie a tutti, grazie Alessia, in bocca al lupo. Grazie Chiara. Grazie Chiara per il lavoro che hai svolto di affiancamento, ma anche il lavoro che svolgi quotidianamente nel consorzio. Presidente Roberto Branco, non ti vedo purtroppo, adesso vediamo quando ti colleghi. La parola anche a te perché il consorzio è stato... Sì, ti ciao, sentiamo ciao direttore, mi sentite? Bravo, grazie, ciao Roberto. Ciao Roberto. Ciao. Allora, intanto un ringraziamento ad Ambi e ai presidenti colleghi che mi hanno preceduto, un ringraziamento particolare anche agli istituti che hanno collaborato a questo progetto e i docenti che si sono adoperati per seguire i ragazzi, e i tutor aziendali sicuramente hanno fatto un ottimo lavoro. Un ringraziamento particolare ad Alessia che da quello che mi è stato riferito da dottoressa Costantini si è applicata in maniera sempre molto attiva. E un ringraziamento anche al professor Marchetti che l'ha seguita e con il quale ho apprezzato le parole di collaborazione che ha espresso prima nei confronti dei consorzi. La nostra porta è sempre aperta nei confronti degli istituti agrari sicuramente, ma anche dell'intero mondo scolastico. La Digetto, sì, la Bova fornisce acqua appunto alla Digetto, che è il nostro canale più importante, serve 50.000 ettari circa di superficie irrigua, quindi è un manufatto molto, molto importante che anche ha una grossa valenza storica. La necessità per noi consorzi è quella di collaborare sempre di più con le scuole, sicuramente per formare cittadini consapevoli del proprio territorio e sicuramente anche tecnici formati in maniera adeguata e preparata e soprattutto con passione. Di questo abbiamo bisogno, soprattutto di tecnici formati in maniera adeguata. Quindi sicuramente un in bocca al lupo a tutti i ragazzi per il loro proseguo, e ad Alessia, che so dalle informazioni che ho che si è iscritta alla facoltà di agraria e quindi sta continuando gli studi. Quindi un in bocca al lupo a tutti voi e a te Alessia. Arrivederci e grazie. Grazie proprio Roberto per le tue parole, e ecco, questo che sia uno stimolo, visto che ci sono alcuni presidenti che si sono collegati, ma penso di interpretare il pensiero anche del presidente, è uno stimolo perché il nostro sistema continui a tenere questa forte collaborazione con la rete degli istituti e magari poter implementarlo e sostenerlo ancora di più, perché vedete che poi alla fine i lavori dei ragazzi danno evidenza di quanto importante è l'attività che noi svolgiamo tutti i giorni, e poi va della loro formazione, insomma, ecco, vuol dire che contribuiamo anche alla crescita culturale e tecnica di questi ragazzi. Bene, grazie. Ecco, abbiamo finito le presentazioni, quindi adesso possiamo passare quasi alla parte finale, quindi se fossimo in presenza sarebbe la cerimonia di presentazione, però proviamo a farla anche lo stesso in web. Però prima volevo magari un commento al termine di tutto questo, di questi elaborati presentati, di queste relazioni, da parte del professor Pivotti che ci ha accompagnato in questo percorso. Professore, se vuoi aggiungere qualcosa, dopo passiamo alle premiazioni, se no. Sì, avevo già detto all'inizio del mio intervento l'assoluta eccellenza di questi lavori, e che rispetto, anche se valutiamo questa seconda edizione con la prima edizione, c'è stato un ulteriore salto di qualità sia nei lavori presentati e sia ovviamente nell'impegno dei ragazzi, e questo è molto importante. Un peccato che quest'anno per via del Covid non si sia potuto fare la terza edizione, ma io spero veramente che passi tutta questa emergenza e che veramente possiamo con altri 10 ragazzi avere la terza edizione di questo progetto di eccellenza, perché è veramente importante per loro, per le scuole, per il consorzio e per tutti noi. Dico due parole un po' su quelli che sono stati anche i criteri che ci hanno condotto poi
all'individuazione di 3 premi, perché come dicevo prima tutti sono stati bravi, ma indubbiamente il concorso, quindi bisogna avere dei premiati. Loro hanno prodotto, abbiamo valutato sia la loro continuità nel seguire il progetto, quindi le lezioni teoriche che si sono svolte in classe, le lezioni, l'attività di alternanza presso i consorzi e il prodotto, perché alla fine il premio premia il prodotto. Quindi loro hanno presentato tutti un'ampia relazione tecnica, scientifica, direi molto corposa, di tutto il loro progetto, che poi è stato riassunto in una PowerPoint di presentazione di cui avete visto solo quello dei primi 3. E quindi abbiamo valutato la bontà e l'efficacia della relazione, la completezza, l'innovazione della tematica e soprattutto anche quanto loro ci hanno messo del proprio lavoro, della propria intuizione, della propria passione. E quindi pur, diciamo, nelle difficoltà di individuare dei premiati, perché, ripeto, tutti sono stati all'altezza del loro compito, alla fine abbiamo individuato questi 3 premi che adesso andremo, dottor Castani, andrai a definire. Bene, grazie. Grazie che così abbiamo spiegato anche bene quello che è stato il lavoro anche di valutazione che è stata fatta per arrivare poi a considerare i primi 3 ragazzi premiati. E quindi possiamo procedere perché il lavoro è stato valutato nel suo complesso, per l'impegno, per il tipo di argomento, per come è stato esposto, come è stata presentata la relazione e per l'impegno anche dedicato durante il percorso di alternanza presso i consorzi. Allora, siamo tutti pronti, abbiamo già sentito le relazioni dei primi 3 nel podio, ce li diamo in ordine di premiazione e quindi Alessia Andriolo riceve il 3° premio dal podio, quindi l'Istituto Ottavio Munerati di Rovigo presso lo stage presso il consorzio Adige Po, e il titolo del progetto, come abbiamo visto, è stato l'apporto di migliorie per il buon funzionamento della bova sull'adigetto. Il giudizio, leggiamo la menzione, quindi le motivazioni sono state che l'argomento è stato analizzato in tutte le sue parti, partendo da una approfondita ed interessante analisi storica, completa in tutti i suoi risvolti, anche la parte progettuale, relazione corretta ed efficacia, ottimo il PowerPoint di presentazione. Con questa menzione riceve il premio 3° Alessia Andriolo e quindi Facciamo un applauso virtuale. Grazie. Ad Alessia. Se Alessia vuol dire due parole, ringrazio tutti per l'opportunità, come ho detto prima, e niente, grazie mille. Non pensavo, grazie. Ecco, ricordiamo a tutti che non è solo il premio così virtuale che riceverà Alessia, ma nel nostro progetto c'è anche un contributo che daremo e quindi verrà premiata anche con un piccolo assegno che è merito di questa piccola borsa di studio che diamo noi, questo piccolo premio che fa parte proprio del nostro accordo con la rete delle scuole agrarie. Quindi brava Alessia e complimenti per il lavoro che hai fatto e anche per il proseguo dei tuoi studi. Grazie mille. Congratulazioni Alessia, congratulazioni. Bene, Presidente. Presidente. Ecco, quindi il Presidente dell'Adige Ugane è orgoglioso che avete avuto il 3° premiato. Adige Po, scusami, lapsus. Scusami Roberto. Allora, passiamo al 2° premiato, Giulia Sartori, dell'ITAS Trentin di Lonigo, con lo stage presso il Consorzio Alta Pianura Veneta. Il giudizio seguito dal professor che abbiamo visto prima, Nalin, giusto? Mi sembra? Sì, Giulia, dal professor Nalin. Il giudizio e quindi la menzione è stata che il progetto, pur nella sua semplicità realizzativa, è supportato da un notevole approfondimento di tutte le tematiche relative all'irrigazione e alle condizioni pedoclimatiche e produttive del territorio di riferimento. Ottime le considerazioni personali, corretta e completa la relazione, buona la presentazione. Il titolo del progetto, ricordo, era L'acqua
a rischio che ne sarà dell'irrigazione, tema di estrema attualità, che ha valso il secondo premio per Giulia Sartori. Quindi anche per Giulia un bel applauso da parte di tutti. Chiedo a Giulia se vuole, scusami che, ecco, a Giulia se vuole intervenire. Sì, volevo ringraziarvi anche perché non mi aspettavo tra i tre, maestro la seconda è già una grande vittoria. Volevo ringraziare il mio professore di gestione dell'ambiente e del territorio, professor Nalin, e il geometra Luca Cecchettin per la stima e la fiducia che ha avuto nei miei confronti in quelle 2 settimane di stage. E ecco, un saluto a tutti e grazie mille. Grazie a te, Alessia. Grazie a te. Bene, complimenti anche al Consorzio Alta Pianura per il lavoro che avete svolto assieme con Giulia. E allora passiamo al primo premio, che peraltro per esclusione sappiamo già che è andato a Francesco Frizzo, che abbiamo sentito prima in un'ottima relazione, Istituto Agrario Alberto Parolin di Bassano, con la collaborazione del Consorzio Alta Pianura Veneta. Prima abbiamo anche citato sia Laura Di Prima che il professor Emanuele Rigon come tutor del ragazzo. Il progetto aveva titolo Rete dei biolaghi per la riduzione del rischio di inondazione e lo stoccaggio dell'acqua per uso irriguo nelle aree rurali e urbano dell'Alto Vicentino. Il giudizio espresso dalla commissione di valutazione è stato che il progetto, frutto di un lavoro personale dello studente, condotto in sinergia con i tecnici del consorzio, prende in esame l'importante problema della regimazione delle acque nelle attuali condizioni di cambiamento climatico. Lo studente ha ben definito tutti gli aspetti del problema e progettato un valido sistema di possibili biolaghi a salvaguardia dell'ambiente dell'Alta Pianura Veneta nella zona di Tiene. Corretta e completa la relazione, efficace la presentazione. Questo è valso il primo premio e quindi anche l'assegno di merito che riceverà nei prossimi giorni. Quindi un applauso al primo classificato, Francesco Frizzo, che se vuol dire 2 parole lo attendiamo in linea. Posso solo ringraziare, diciamo, perché al consorzio il frutto di un bel lavoro è soprattutto essersi divertito. Io con Laura mi sono divertito tanto, mi sono trovato benissimo, è stata quasi più un'amica che una tutor. Dopo ringrazio ovviamente gli organizzatori di questo progetto, ma in primis devo ringraziare la mia scuola, perché è una scuola che coltiva i ragazzi, che ci mette passione nel farlo, posso dirlo liberamente, tanto adesso non sono più miei professori, nel senso. E veramente lo fanno con passione e non per lavoro. Questo volevo dire. Bene, grazie. C'è qualche Laura, Presidente? Sì, volevo solo ringraziare Francesco perché condivido il suo pensiero, è stato più un divertimento che un lavoro averlo vicino e questo è stato un premio alla sua passione. Ecco. Bene. Grazie. Bene. I primi classificati, tutti e 2 all'Alta Pianura Veneta, Presidente Parise, prossima volta pagherai da bere, al di là della battuta. Un termine solo orgoglioso, e orgoglioso di avere questi miei collaboratori, bravi ragazzi. Grazie Presidente. Ecco, allora, prima di passare la parola al Presidente della rete... Scusa, dottor Crestani, prego. Vi è anche la menzione speciale, diciamo, di un quarto alunno che abbiamo dato una menzione speciale per il lavoro. Si tratta di Marcolin Lorenzo. Marcolin che riceve la menzione speciale, sì, che è il ragazzo che ha fatto lo stage presso il consorzio Piave, giusto? Sì. Bene. Sì, è lui. Ecco, prima di passare la parola al professor Busetto e poi a chiusura tutto al Presidente Cazzaro, di Ambi Veneto. Volevo solo aggiungere, sono il tutor di Francesco. Prego.
Ecco, sì, volevo solo aggiungere che per me è stato un onore lavorare con lui, perché Francesco è uno non si può ritenere uno studente, ma è al pari dei docenti, e quindi dico che lo aspettiamo quando avrà concluso il suo percorso studi per passare dall'altra parte della cattedra. Grazie Francesco. Bravo professore. Bene. Questo sono momenti anche che riempiono di orgoglio, vedere i ragazzi impegnati su questa attività, sia da parte vostra che fate i docenti, da parte nostra che tutti i giorni lavoriamo su questo campo, e quindi veramente lavorare insieme per costruire questi percorsi inorgoglisce. Ecco, prima di passare, dicevo, la parola al professor Busetto, ai due presidenti che chiuderanno questa bellissima mattinata. Penso che sia ancora in linea anche il dottor Paolon del Consorzio Veneto Orientale, che non ha avuto ragazzi all'interno del percorso, però l'anno scorso ha premiato il primo classificato, e quindi ringrazio il dottor Paolon che ha voluto essere con noi questa mattina. Graziano, se ci sei, vuoi dire qualcosa con noi, oppure passiamo la parola al professor Busetto? Ecco, Graziano forse ci ha già lasciato. Visto che mi hai chiamato in causa, se due parole. Scusami Graziano, vedevo che eri collegato, non mi pareva giusto. Sì, no, ma fa piacere, perché questa è un'iniziativa molto importante che ci consente di tenere un collegamento sui temi concreti con, come dire, coloro che saranno poi il futuro per la nostra società e soprattutto per la bonifica, insomma. Quindi un'iniziativa notevole, e tra l'altro onorata dal fatto che ragazzi sono dimostrati molto capaci anche nella presentazione dei risultati dei lavori che hanno svolto. Quindi sicuramente un'attività da portare avanti, che sicuramente anche nel contesto poi in condizioni più favorevoli porteremo avanti con l'esperienza di Terre Evolute, dove la prima edizione di questa iniziativa si è inserita. Ci consentirà di affrontare, come dire, anche questo aspetto importante del rapporto con le nuove generazioni sui concreti, che di fatto costituiscono poi i percorsi futuri della realtà della bonifica. Grazie per l'iniziativa e complimenti a tutti i ragazzi partecipanti. Ecco, grazie Graziano, ma ho voluto far intervenire Graziano, perché Graziano è anche il presidente dell'Associazione Trivenete di Dirigenti della Bonifica, che è impegnata molto in questi percorsi anche di formazione culturali, l'impegno anche in ambito universitario, però ecco, accompagnare i ragazzi che dalle secondarie, che poi arriveranno, inizieranno i percorsi universitari, è un qualcosa che ci lega il nostro mondo, sia da parte di Console che da parte anche dei dirigenti. C'è un impegno veramente a costruire queste nuove generazioni di ragazzi attorno al nostro mondo. Ecco, grazie ancora Graziano, veramente del tuo contributo che hai portato questa mattina. Prima di passare ancora la parola al professor Busetto, ecco, mi scuso ma avevo il foglio, non ce l'avevo sotto mano, quello della menzione speciale che verrà data a Lorenzo Marcolin dell'Istituto Sartor di Castelfranco Veneto, con lo stage effettuato presso il Consorzio Piave sul rinnovo delle concessioni di derivazioni irrigue del Consorzio Piave, alla luce proprio della direttiva quadro acque sui deflussi ecologici. Il giudizio è stato un giudizio importante, espresso, perché lo studente ha saputo con impegno e precisione svolgere i compiti assegnati dal Consorzio, fornendo un quadro completo dello stato dell'arte delle concessioni di derivazione delle acque consortili. Relazione ricca e buona la presentazione. Me ne scuso, ma anche a Lorenzo Marcolin questa menzione speciale, che è un premio ulteriore al gruppo dei ragazzi che hanno partecipato. Professor Busetto, a lei la parola e poi chiudiamo la giornata con il presidente Francesco Cazzaro. Prego. Sì, aggiungo solo una considerazione rispetto alle positività e quanto abbiamo detto durante tutto questo incontro. Noi abbiamo realizzato questo progetto come rete, cioè è il sistema delle scuole agrarie che si è confrontata con un'altra grande rete, la rete dei consorzi di bonifica. Non sminuirei questo aspetto, cioè abbiamo lavorato insieme, da questo punto di vista ringrazio sia
a tutte le scuole che hanno partecipato con i loro studenti. Guardate che non è per niente scontato, anzi direi che è una delle caratteristiche positive che ha consentito di evidenziare i successi e i risultati che stiamo. L'altro aspetto importante è la rete del territorio con cui ci siamo arrivati a confrontare. Ecco, questa sarei uno degli altri grandi aspetti che sottolineerei per continuare e direi potenziare fin dove è possibile questo rapporto di collaborazione. Grazie. Andrea? Scusate, ripeti, scusa. Scusate, avevamo il microfono chiuso. No, niente, dicevo che condivido quanto ha detto il professor Ezio Busetto in pieno, perché far squadra tra varie istituzioni è il modo migliore per riuscire poi ad avere risultati concreti che vanno a migliorare l'intera società, l'intero mondo dal sociale al produttivo dove viviamo, in cui viviamo. E quindi da questo punto di vista il nostro impegno come AMBI, come Associazione dei Comuni, sarà sempre forte, sempre più forte da questo punto di vista. In particolare, ecco, ringrazio e mi complimento con i ragazzi che sono arrivati sul podio e questo deve essere per loro uno stimolo per migliorarsi ancora in futuro nel loro percorso scolastico, ma anche lavorativo poi. Ecco, ho già sentito che probabilmente uno di loro è portato anche per così ad affiancare gli insegnanti che ha avuto come maestri adesso, quindi credo sia una bella cosa questa, è veramente una bella cosa. In particolare mi riconosco nel lavoro che ha fatto Francesco, perché che ha vinto il primo premio, Francesco Frizzo, perché è praticamente il lavoro che abbiamo fatto, già costruito anche noi. Io sono il presidente del Consorzio Acque Risorgive tra Santa Giustina in Colle e Campo San Piero, proprio quasi uguale, perché ha una superficie di quasi 4 ettari su 3 bacini di laminazione, nel quale si coniugano un po' tutti gli aspetti dall'ambientale al tecnico, diciamo, idraulico, perché sono partiti come idea come bacini di fitodepurazione, quindi per migliorare la qualità dell'acqua, ma strada facendo li abbiamo adattati perché possono servire anche da bacini di laminazione, di contenimento dell'acqua per le piene e da scorte irrigue quando servono per l'agricoltura. Ecco, anche il lavoro che abbiamo fatto noi è poi seguito da istituti superiori tecnici per quanto riguarda il monitoraggio dell'abbattimento dei nutrienti, quindi azoto e fosforo, e dell'Università di Padova. È il segno questo che più forze assieme, anche poi nel monitoraggio dei lavori che vanno fatti e delle idee che vengono sviluppate, di concretezza, di riscontro della volontà iniziale che si ha in un progetto, calata poi nel concreto sul territorio. E non ultimo, su questo tipo di lavoro poi abbiamo imparato che si costruisce un ecosistema un po' particolare, anzi si ricostruisce, ed vengono ad esserci presenti in questi luoghi, essere presente una diversità incredibile che stimola molto l'uso di questi sistemi per tutela idraulica e salvaguardia dell'ambiente nel nostro territorio, soprattutto nel nostro Veneto, dove probabilmente grandi bacini immensi di laminazione o di contenimento delle acque
quando arrivano in grandi quantità è un po' difficile trovarli, ma molti piccoli bacini, soprattutto dove servono come anche miglioramento della qualità dell'acqua, quello sì lo possiamo fare un po' dovunque, diciamo, perché se l'abbiamo trovato noi lo spazio qui nell'Alta Padovana, dove il frazionamento fondiario è molto forte, evidentemente si può fare un po' dappertutto. Quindi un grande grazie per il lavoro svolto e soprattutto per i ragazzi un in bocca al lupo per la carriera scolastica e speriamo che poi la soddisfazione piena arrivi anche con diciamo, la possibilità di mettere a frutto le conoscenze che hanno acquisito durante il percorso scolastico. Noi siamo diciamo, un po' egoisti da questo punto di vista, nel senso che cerchiamo di seminare queste opportunità per avere poi un riscontro anche di persone capaci che si occupino dell'attività dei consorzi, perché il tempo passa e c'è bisogno di ricambio generazionale, c'è sempre bisogno di menti che sviluppino anche idee nuove, quindi questo tipo di attività pensiamo possa essere diciamo, preliminare a un risultato futuro che migliori anche l'attività dei nostri consorzi. Quindi un grande grazie a tutti e rinnovato impegno nostro per proseguire questo tipo di rapporti, sempre nel segno, come ha detto il professore, il presidente prima, della collaborazione che è quella che porta i frutti migliori. Bene. Grazie, vi ringrazio tutti, penso che le parole del Presidente siano state proprio esaustive a conclusione di questo percorso. Se da parte della rete non ci sono altri interventi aggiuntivi, io penso che veramente la giornata di oggi sia stata estremamente proficua, molto interessante. Non mi resta che dire, unendomi alle parole del Presidente, che daremo corso per l'anno scolastico avviato, cercheremo di portare a termine anche quest'anno il lavoro e quindi questa collaborazione con la rete. In modo particolare, se riusciremo a dare vita comunque al corso di formazione per docenti, che lo potremo magari fare anche in web, come stiamo ormai utilizzando, va bene, tutti i giorni, se non è possibile ritrovarci in aula fra qualche mese. Sicuramente se l'emergenza ci darà la possibilità, vorremmo riuscire a fare qualche lezione in aula come previsto dal nostro accordo con i ragazzi di continua formazione sui temi generali della bonifica, soprattutto il sistema della gestione delle acque e dell'irrigazione, e dare vita poi anche a un ulteriore percorso di eccellenza, questa alternanza scuola-lavoro che visti i risultati di quest'anno probabilmente l'anno prossimo potrà essere ancora migliore. Ecco, se il professor Busetto non ha nulla da aggiungere, io procederei con i saluti. No, grazie a tutti voi. Grazie a tutti. Bene, professor Pivotti, grazie alla professora Boato, ringrazio tutti i presenti, facciamo un applauso a tutti, aprite i microfoni. Grazie mille a tutti. Ecco, grazie a tutti e proseguiremo in questo rapporto. Grazie di nuovo. Grazie, buona giornata, buon proseguimento. Grazie mille. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci. Grande Fritz. Arrivederci, grazie a tutti. Arrivederci. Ciao Laura. Ciao Luca. Ciao Laura. Ciao, ti chiamo. Sì, ciao. Giulia, Giulia, mi senti? Sì, la sento.